Siamo presso l'aula consiliare del Comune di Aragona, dove oggi si svolgerà la conferenza stampa che il Sindaco ha indetto per informare la cittadinanza sul debito del Comune, ma ci sono anche diversi cittadini che vogliono assistere a questo. Intervistiamo qualche cittadino per farci dire, secondo il loro punto di vista, come vanno le cose ad Aragona. Signora Longi, cosa si sente di dire sulla situazione di Aragona? Io mi sento di dire che praticamente il Comune deve garantire i servizi essenziali, quelli che sono l'acqua e la spazzatura. Non può fare il Comune aumentare l'acqua senza dare una fornitura. Tutte le volte che l'acqua viene a mancare, il Comune deve fare carico di una dichiarazione dove dice al cittadino che non ha dato la fornitura dell'acqua e a fine anno deve detrarre, diciamo, tutte le ricevute che il cittadino ha. Per quanto riguarda invece questo dissesto, come la pensa un cittadino molto attento alle problematiche del suo paese? La pensa che c'è stata una cattiva politica clientelare e una cattiva gestione che riguarda anche il personale del Comune, su tutto, diciamo, una cattiva politica a danno del cittadino. Raimondo Collura sui social network sta creando un po' di disagio, un po' dei rumori, dice lui, alla situazione di Aragona. Un suo parere su quello che succede ad Aragona? Avete fatto molte dirette su Facebook, cosa sta succedendo, come lo vedi il paese, anche perché tu hai un'attività che credo non vada nel migliore dei modi. Allora, come in tutti i paesi della provincia di Agrigento, diciamo che ormai si sa, quasi tutti i comuni sono in default, non ci sono comuni che stanno meglio rispetto ad altri comuni. L'unico problema è che ci sono dei comuni che hanno attivato una procedura, c'è un'amministrazione seria, un'amministrazione, come dire, ben organizzata al fine di evitare gli sprechi e di spendere quelle risorse che hanno in modo molto diciamo, utile. E invece noi non vogliamo fare le vittime, non vogliamo diciamo, nasconderci dietro a questa cosa che chi ci ha lasciato l'amministrazione, chi ha lasciato il posto a questa amministrazione che adesso combatte contro questa situazione di dissesto, dice sempre a me l'hanno lasciato il posto, quella di prima l'ha lasciato lo stesso. Il problema è che dobbiamo smettere di fare le vittime, rimboccarci le maniche e realmente lavorare per questo Paese, perché Aragona merita di sopravvivere, cioè, a questa situazione economica e finanziaria. Credo che il dissesto non sia la soluzione migliore.